pronto a Venezia, fra poche ore l'assalto alla città per la festa del Redentore, attese oltre 70.000 persone, l'edizione più blindata di sempre per il rischio terrorismo e dopo i fatti di Torino, maxi piano sicurezza. Aggredite alle spalle da 2 stranieri, picchiate e poi rapinate, agguato in pieno centro a Mestre, vittime 2 amiche. A Padova intanto arrestato dalla polizia il malvivente che aggrediva le anziane derubandole delle collane. Crisi di liquidità, record nazionale negativo delle imprese venete, lo studio della CGA di Mestre, causa principale il crack di Veneto Banca e BPV ma anche Montepaschi. Incendio devasta il capannone di un allevamento di polli nel Trevigiano, paura ieri sera per la colonna di fumo nero visibile fin dal Montello, ingenti danni ma i vigili del fuoco scongiurano il peggio. L'ex chiesa di Santa Maria della Misericordia diventa sede di un club con bar sull'altare, l'ira del Patriarca di Venezia, uso non consono, l'edificio sconsacrato è lo stesso dove fu allestita una moschea alla Biennale. Con questo sistema elettorale nel 2018 la Lega correrà da sola, le parole di Massimo Bitonci ieri sera a 20:10. Aiutiamoli a casa loro, lo dico da decenni, le parole di padre Alberto Rovelli, missionario da 40 anni in Mali e in questi giorni a Treviso per raccontare la sua esperienza. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che apriamo parlando dell'evento della giornata. Mancano poche ore infatti alla festa del Redentore, è tutto pronto a Venezia per reggere l'urto dell'assalto di oltre 70.000 persone, stima a ribasso del comune e della polizia locale e delle forze dell'ordine. Sarà una delle edizioni più blindate, se non la più blindata di sempre, c'è l'allerta sempre altissima del terrorismo e anche dopo quanto accaduto a Torino nella piazza San Carlo con la psicosi e il fuggi c'è anche questo aspetto da verificare, per questo è stato approntato un maxi piano sicurezza. Mancano poche ore all'apertura del ponte votivo, misure di sicurezza ai massimi livelli, dispiegamento di forze e mezzi mai visti prima per la festa del Redentore. Il comando della Polizia Municipale, sulla base dei dati rilevati, stima che alle 20:30 saranno circa 70.000 le persone che arriveranno a Venezia per assistere allo spettacolo pirotecnico e fare festa in laguna. Sul fronte sicurezza i controlli saranno massimi. Per la prima volta la tradizionale festa del 15 luglio sarà gestita con barchi d'ingresso, contapersone, corridoi e settori prestabiliti che saranno chiusi una volta raggiunto il numero massimo. Superato il limite, le persone in più saranno respinte da polizia e carabinieri. Gruppi speciali di agenti saranno posizionati anche sui tetti per vigilare lo svolgimento della festa come già avvenuto a Carnevale, con le misure antiterrorismo impartite dal Viminale. Un piano disegnato sul campo in prefettura a Venezia durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Altri presidi di controllo saranno realizzati nelle altre zone calde per assistere allo spettacolo dei fuochi, le aree ricomprese tra le Zattere e la Basilica della Salute, l'isola della Giudecca. Per evitare incidenti come quelli avvenuti recentemente in piazza San Carlo a Torino, per tutti il divieto dopo le ore 20 di consumare bevande in bottiglie di vetro, con un servizio di raccolta dei vuoti predisposto dal Comune in piazza San Marco e nelle altre zone nevralgiche dell'afflusso turistico. Lo spettacolo pirotecnico partirà in bacino San Marco alle 23:30, ma la città sarà invasa da migliaia di turisti già dal primo pomeriggio. Dunque un maxi piano sicurezza in centro storico, la sicurezza però spesso latita in terraferma e sappiamo come Mestre spesso è al centro di episodi di violenza anche in pieno giorno e anche in pieno centro, come quello accaduto ieri, protagoniste vittime 2 amiche aggredite e rapinate da 2 stranieri. Ci racconta allora tutto in diretta telefonica da Mestre la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno, alla pagina della cronaca da Venezia sono state pedinate, sorprese alle spalle, scaraventate a terra e poi rapinate. Questo è il racconto che 2 amiche non ancora trentenni hanno reso alla polizia nella tarda notte, proprio mentre stavano rincasando verso Mestre, sono state aggredite, dicono, da 2 giovani di colore. La chiamata alla centrale del 113 è arrivata intorno alle 3:30, le 2 ragazze, da quanto hanno dichiarato, sono scese dal bus di Piazzale Cialdini e si sono incamminate verso via Bissuola a Mestre. L'agguato è avvenuto all'altezza di via Giusti. A quel punto sono state strattonate con violenza e gettate sul marciapiedi e non hanno potuto far altro che consegnare agli sconosciuti tutto quello che volevano. Poi tra l'altro sono fuggiti
Quando gli agenti sono giunti sul posto le donne erano piuttosto scosse, ma hanno rifiutato le cure del pronto soccorso, però hanno fornito anche un identikit dettagliato. Non è questo l'unico episodio che è avvenuto nella notte, sempre a Mestre, però ci spostiamo in via Trento perché poco più tardi, verso le 5, un residente, stanco della presenza sotto casa sua di prostitute sessuali, è sceso in strada per protestare, ma di tutta risposta si è preso un pugno in pieno volto ed è anche stato derubato, da quello che poi ha raccontato probabilmente è da un trans. Quando gli agenti sono giunti sul posto gli aggressori erano già fuggiti, quindi ora non resta che esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori per un episodio di violenza con 2 rapinatori in fuga, un rapinatore invece che viene arrestato, viene bloccato, accade a Padova dove la polizia ha bloccato il responsabile di aggressioni soprattutto ad anziane alle quali strappava le collane. Allora ci racconta tutto in diretta telefonica da Padova, per noi c'è Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno da Padova. È stato arrestato quello che era diventato il terrore delle donne padovane, soprattutto le anziane. Queste signore venivano aggredite mentre stavano ricasando, passeggiando per casa. Ebbene, la squadra mobile, dopo una rapida indagine, è riuscita ad individuare il rapinatore. Si tratta di un 24enne tunisino con precedenti proprio per scippo. Nel 2014 infatti era già stato arrestato per un episodio analogo. Ebbene, sarebbe proprio lui l'autore di almeno 10 colpi in città tra rapine, scippi, furti con strappo, dal 26 di giugno al 10 di luglio. L'ultimo colpo infatti sarebbe quello ai danni di Giustina, una signora padovana residente in via Palestro, che ci aveva raccontato di come l'aggressore avesse gli occhi cattivissimi. Ebbene, è stato arrestato questo ragazzo. Per il momento il PM gli imputa 4 rapine, ma sarebbe l'autore di tutte e 10 le aggressioni. La squadra mobile ha divulgato la foto che corrisponde all'identikit fornito dalle vittime e chiede appunto di inviare le segnalazioni qualora qualcuna riconoscesse in lui l'aggressore, perché ci sono stati molti episodi in città. Si tratta di un tunisino, tra le altre cose clandestino, è stato bloccato mentre si nascondeva a casa di alcuni conoscenti in un quartiere di Padova. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Adesso una notizia di cronaca da poco giunta in redazione, è una notizia che arriva dai militari della stazione di Carabinieri di Marostica nel Vicentino, una vicenda terribile. I Carabinieri infatti hanno arrestato ieri sera un 37enne residente nel Bassanese che, a quanto risulta, a quanto accertato dai militari, per oltre 6 anni e comunque fino al 2015 avrebbe abusato sessualmente della figlia, ora 15enne. L'incubo per la ragazzina è cominciato, raccontano i Carabinieri, quando aveva appena 7 anni ed è andato avanti fino alla fine del 2015. Solamente nel maggio del 2016 a scuola, al termine di una lezione in classe sulla violenza di genere e in particolare sugli abusi sessuali compiuti dai genitori nei confronti dei figli, una insegnante ha notato del turbamento nella ragazzina. Una volta messa a suo agio, la minore ha iniziato a raccontare all'insegnante quanto costretta a subire negli anni dal genitore che da tempo si era separato dalla madre. In sostanza, ha raccontato la ragazzina, nei fine settimana in occasione delle visite del padre nella sua nuova dimora, la ragazzina ha dovuto soddisfare le avance del genitore, ovviamente durante l'assenza della sua nuova compagna. Sono così scattati gli accertamenti, attivati i servizi di assistenza e poi l'indagine che ha consentito di raccogliere prove congruenti che hanno portato all'arresto del 37enne. Una storia davvero terribile. Lasciamo la cronaca adesso per un momento e parliamo di economia. Perché una indagine della CGA di Mestre sul crollo della liquidità a disposizione delle imprese vede le imprese venete un primato negativo a livello nazionale, dovuto soprattutto al crack delle banche venete.
Sono le imprese venete quelle più colpite dalla crisi del sistema creditizio e dal crollo della liquidità. I numeri confermano le devastanti conseguenze del crack delle Popolari di Casa Nostra, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ma anche di Monte dei Paschi e di alcuni istituti di credito cooperativo. A livello nazionale, da aprile 2014 ad aprile 2017, secondo un'indagine effettuata dalla CGA di Mestre, le imprese hanno visto ridurre la liquidità di 62 miliardi e 400 milioni di euro, a eccezione del Molise. La regione più colpita è proprio il Veneto, meno 10,7% rispetto a una contrazione media nazionale del 6,8%. In termini assoluti alle aziende venete sono stati tagliati 10,8 miliardi di prestiti, segno di una complessiva sofferenza del sistema, come ha sottolineato ospite a 20:10 il presidente di Banca della Marca Claudio Sernagiotto. Diciamo che in questo momento, con la cruenza dei fatti delle due popolari, il risparmiatore ha avuto anche paura dei suoi risparmi. Abbiamo assistito un po' quotidianamente a quello che era il ritiro delle disponibilità del piccolo o anche grande risparmiatore dagli istituti di credito, e quindi tutto il sistema bancario ne ha avuto un danno da questa situazione. Sebbene in questi ultimi 3 anni i rubinetti del credito siano stati progressivamente chiusi, afferma il coordinatore dell'ufficio studi della CGA Paolo Zabeo, il sistema economico veneto ha comunque tenuto, anzi il manifatturiero e anche le costruzioni sono tornate a crescere. Senza la crisi delle due banche popolari ovviamente le cose sarebbero andate ancora meglio. La sfiducia dei risparmiatori è causata anche dalla scarsa chiarezza fatta finora sul crack. Per il segretario della CGA Renato Masoni il legame tra cittadini e banche salvate dagli aiuti di Stato si riconquista anche attraverso la pubblicazione di nomi, importi non ancora restituiti e quantità di aiuti che questi istituti si sono fatti carico sino ad ora per la ristrutturazione delle aziende insolventi. È importante che chi ha contribuito a dissestare i bilanci di molti istituti bancari, conclude Mason, sia messo nelle condizioni di non partecipare più alla vita civile di questo Paese. Intanto sul fronte delle ex popolari, sul fronte della BPV, Banca Popolare di Vicenza, in particolare in attesa della chiusura dell'inchiesta, arriva una nuova stangata da Banca Italia con 3,6 milioni di euro di multa combinata agli ex vertici. Ci dice tutto da Vicenza Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori. Ancora scottante la questione BPV che tiene banco e guadagna le prime pagine dei giornali. Oggi la novità qual è? Che Banca Italia multa per 3 milioni e 600 mila euro gli ex vertici di Popolare di Vicenza. Zonino una sanzione di 234 mila euro. Banca Italia ha riscontrato una serie di carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni da parte degli ex componenti del board, quindi multe per 3 milioni e 600 mila euro, a ricevere la sanzione anche l'ex presidente Giovanni Zonin per 234 mila euro. C'è da sottolineare la sperequazione tra queste multe e il danno che invece è conseguito al crack, per cui alcuni risparmiatori si sono ritrovati senza nulla, disperati, mentre lo Stato con il decreto ha dovuto esporsi per una cifra che arriva fino a 17 miliardi di euro. Qui invece le multe per gli ex vertici raggiungono la cifra di 3 milioni e 600 mila euro, quindi una differenza che fa sicuramente arrabbiare ancora di più i risparmiatori già furiosi. Direi che da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Carlo Inghilleri. Adesso torniamo alla cronaca con la morte con giallo, almeno per ora, per un 39enne originario del Trevigiano di Borso del Grappa, trovato morto a Manchester. Trovato ormai senza vita nella camera del residence in cui abitava alla periferia di Manchester in Inghilterra, un malore improvviso o forse una patologia di cui non era a conoscenza hanno stroncato a soli 39 anni un trevigiano di Borso del Grappa che viveva nel Regno Unito dal 2000. Giampaolo Bonato, questo è il suo nome, aveva comprato casa a Manchester dove lavorava nel settore turistico e aveva messo su famiglia. Jill, la sua compagna inglese, l'aveva reso papà 2 anni fa di un maschietto. Bonato era partito per Londra a soli 20
22 anni. Oltre Manica si era costruito una vita, faceva il tour operator, tutto sembrava filare liscio. Ritmi elevati tra casa e lavoro, nei giorni scorsi pare fosse rimasto coinvolto anche in un incidente stradale di lieve entità, tanto da rifiutare l'ospedale. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause della morte improvvisa, la cui notizia ha commosso la piccola comunità di Borso, dove abita l'anziana mamma di Giampaolo. Il 39enne sarà cremato e metà delle ceneri ritorneranno nel suo paese natale. Sempre dal Trevigiano la colonna di fumo nero che è visibile anche dal Montello, che ieri ha fatto scattare l'allarme un po' in tutta la provincia. Era l'incendio che ha aggredito il capannone di un allevamento di polli a Casier. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Fumo, tanto fumo nero, scoppi. La nube nera visibile da chilometri di distanza, fin dal Montello. In pochi istanti è scattato l'allarme da più parti, telefoni dei vigili del fuoco bollenti per le segnalazioni del rogo. Fortunatamente l'entità dell'incendio era meno devastante di quanto quel fumo nero in cielo faceva pensare. Ore 20, Dosson di Casiera, allevamento di polli di Giancarlo Schievene. Le fiamme divorano un capannone destinato a ricovero mezzi e attrezzi a 2 passi dall'abitazione della famiglia. Allertati anche carabinieri e polizia, subito arrivano 3 mezzi dei vigili del fuoco, mentre sul posto, oltre a residenti preoccupati, si precipita anche l'assessore all'ambiente. Adesso ci informeremo per capire cosa è successo e se ci sono stati danni. Feriti non ce ne sono, quindi questa è la cosa importante. Fortunatamente i vigili del fuoco riescono ad avere subito ragione delle fiamme che hanno interessato il capannone centrale costeggiato da 2 filari di pioppi. Vi erano ammassati cumuli di materiali, tra cui polistirolo, in quanto all'azienda sono in corso lavori di ristrutturazione. A innescare le fiamme un probabile cortocircuito, stando infatti una prima ricostruzione, potrebbe essere stato dovuto al malfunzionamento di una macchina agricola parcheggiata sotto la struttura. Le fiamme hanno avuto facile presa sul materiale ammassato e nella copertura della struttura in plastica e ferro, completamente distrutto il lungo capannone. Per fortuna non ospitava i polli allevati nelle 2 strutture che si trovano a fianco. Le fiamme hanno invece divorato i filari di pioppi. Danni da quantificare ma molto ingenti, anche perché dentro il capannone si trovavano alcuni mezzi agricoli, tra cui un motocoltivatore e un trattore. Nessun pericolo invece per la qualità dell'aria. A Padova ora ci sarebbero altre donne oggetto delle attenzioni dell'ex infermiere accusato di aver sedato e violentato una paziente ricoverata all'ospedale di Padova il dicembre scorso. Potrebbe riservare novità la vicenda dell'ex infermiere romeno di 41 anni che, quando era in forza al reparto di neurologia dell'ospedale di Padova, avrebbe sedato e poi abusato di una paziente, una cinese ricoverata in quei giorni, vicenda sulla quale esiste anche un filmato che ritrae in parte la scena. L'indagine, infatti, coordinata dal PM Giorgio Falcone, si concluderà nei prossimi giorni e nel fascicolo sarebbero entrate anche le testimonianze di altre 3 pazienti che hanno raccontato di essere state oggetto di attenzioni sessuali da parte dell'uomo che dal gennaio scorso si trova rinchiuso nel carcere di Montorio Veronese. Le 3 donne, 2 italiane tra i 20 e i 30 anni e una romena pure sulla Trentina, hanno presentato denuncia e sono già state sentite dal magistrato. Il legale dell'ex infermiere, intanto, Gianmario Balduin, ha chiesto e ottenuto di sottoporre il suo assistito ad una perizia psichiatrica, perizia che verrà svolta dallo psichiatra Alessandro Marcolin, ex dirigente dell'ULSS 13 di Dolo. Una prima perizia era già stata effettuata, ma più superficiale. Ora si tratta di capire se l'uomo possa essere affetto da problemi più gravi. La perizia richiederà alcune settimane, poi le indagini verranno definitivamente chiuse. Un bar e un chiosco sul sagrato della chiesa sconsacrata di Santa Maria della Misericordia a Venezia, la stessa chiesa dove 2 anni fa fu allestita una moschea per la Biennale, facendo scoppiare le polemiche. Le polemiche ritornano anche questa volta a insorgere nuovamente la curia, il patriarcato. Il sagrato trasformato in spazio per cocktail bar, il nome è quanto di più evocativo, Chapel Club, accade a Santa Maria della Misericordia in Campo dell'Abbazia a Venezia. Immediato l'attacco e l'ira del patriarcato di Venezia, che ha preso una dura posizione sulla nuova destinazione d'uso, in quella che di fatto è una ex chiesa. Non è un bar come un altro aperto al pubblico, ma soltanto un piccolo punto ristoro in occasione dell'inaugurazione di mostre ed eventi, la replica della società culturale che ha in gestione lo spazio. Ma la bufera non si placa e continua anche in queste ore sui social, con l'appoggio e le proteste pure della curia veneziana, che definisce la nuova destinazione un uso profano e indecoroso della fede. Shock anafilattico causato dalla puntura di una vespa, paura per la cantante trevigiana Donatella Rettore.
Punta da una Vespa, un banale incidente che poteva però avere gravi conseguenze per la cantante castellana Donatella Rettore. La puntura dell'insetto le ha causato uno shock anafilattico che l'ha costretta a un ricovero in ospedale. Paura, ma fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando, come la stessa cantante, ritornata a casa, ha fatto sapere in questi giorni con un post nel suo profilo Facebook. Mi sto lentamente riprendendo, scrive, grazie per essermi vicini, volevo ringraziare i giovani e i giovanissimi cuori che mi seguono con entusiasmo. Scusatemi se ogni tanto perdo le staffe, ricordate che io sono sempre stata dalla parte del più debole. Un breve messaggio che fa tuttavia capire come l'incidente dei giorni scorsi non abbia tolto all'artista il desiderio di mantenere il suo stretto legame con i tantissimi fan che la seguono e l'hanno seguita non solo nelle sue esibizioni ma anche nelle sue campagne a favore dei diritti umani e di quelli degli animali. Allora parliamo di politica amministrativa e politica. Ieri sera a 20:10 il Massimo Bitonci, esponente della Lega Nord ed ex sindaco di Padova, sconfitto da Sergio Giordani alle ultime amministrative, ha parlato sia del nuovo sindaco al primo consiglio comunale, attaccando il discorso del sindaco dicendo non ha affrontato nessuno dei temi più importanti della città, ma ha parlato anche di politica e del futuro della Lega Nord alle prossime elezioni. Sentiamo le sue parole. Perché non si può ascoltare un intervento del sindaco eletto, un intervento dove all'interno non ci sono le questioni che sono stati i temi di questi 2 anni e mezzo e il tema della campagna elettorale, non si è parlato dell'ospedale. Sull'ospedale, vero? Non c'era nessun 27 riferimento. Minuti di discorso. Cioè, tu lo puoi, io anche nel 2014, quando sono stato eletto sindaco, nel mio intervento c'erano tutti i punti fondamentali, tra cui anche l'ospedale, tra cui anche gli altri temi legati anche alla sicurezza. È stato un discorso molto generico, cioè non si può parlare sempre io amo Padova, io abito a Padova, io sono di Padova, io voglio bene unire Padova, cioè, ma cosa vuol dire? Cioè, per carità, ha fatto un discorso generico, però mi sarei aspettato veramente di più. L'anno prossimo si vota, 2018, almeno quello che ci risulta fino a questo momento. Si vota, il centrodestra vincerà le elezioni e io spero e dove sarà Massimo Bitonci? Che si riuscirà a trovare una soluzione, direi, molto importante per unire il centrodestra, però se il sistema elettorale rimane questo, se il sistema elettorale rimane un sistema proporzionale, io penso che la Lega correrà da sola e andrà a contarsi a livello nazionale, questo è il quanto. Se il sistema elettorale cambia si vedrà. Queste le parole di Massimo Bitonci, adesso la pubblicità, poi parleremo dell'esperienza di un padre missionario in Africa. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali, subito a Vicenza, nel Vicentino, per una storia singolare, un furto continuato ai danni di 2 aziende che si occupano della fornitura di slot machine a locali pubblici per un ammanco totale di 30.000 euro. A rubare sarebbero stati gli stessi gestori del bar dove le slot erano installate, poi scoperti dai carabinieri. Sentiamo. Ci siamo accorti che ci mancavano soldi. Io ne ho visti di tutti i colori di furti, ma questa qua del buco dietro è la prima volta. A subire questo furto, per così dire originale, che stiamo per raccontarvi è la storica ditta Mecenero, che si occupa da 44 anni della vendita, del noleggio e manutenzione dei giochi da intrattenimento, partendo dai calcetti, passando ai biliardi, ai jukebox e ai flipper. Giuseppe Mecenero, il fondatore, può vantare di conoscere un'ampia casistica storica di trucchi escogitati da chi cercava di evitare di pagare le partite. Le 2 euro che vanno dentro col spaghetto o sui calcetti che mettevano la moneta per far giocare a gratis, sui flipper, sui videogiochi. Pensavamo a un errore, pensavamo a un furto fatto da magari qualche cliente con qualche tecnologia, con qualcosa. E invece questa volta il presunto ladro non sarebbe stato un cliente, bensì lo stesso barista che ospitava le macchinette nel suo locale. A tradire il suo stratagemma una disattenzione clamorosa, scoperta dai Mecenero durante la manutenzione. Abbiamo detto, perché c'è un nulla osta storto? Noi non mettiamo mai nulla osta storti. L'abbiamo tolto per raddrizzarlo e abbiamo trovato i buchi. Il buco è in corrispondenza della cassetta dell'incasso delle monete, quindi loro prendevano i soldi da dietro, poi vanno davanti alla macchinetta e giocano.
E la fregatura doppia per me è che oltre a rubarmi i soldi mi mandava in alto le vincite e io pago sulle entrate le tasse allo Stato, quindi mi fregava sui soldi che mi aumentava le tasse. 15.000 euro la somma mancante secondo una prima stima. Amare le considerazioni verso lo Stato che, pur trattenendo la parte percentuale più alta della vincita, non partecipa al rischio d'impresa. Il rischio d'impresa è proprio tutta mia. Anche a fronte di una denuncia di irregolare. A fronte di qualsiasi denuncia che c'è per lo Stato, tanti soldi sono entrati, tanti soldi devono prendere. Se andiamo avanti così, anche con l'ultimo aumento che ci ha fatto lo Stato, che ci ha tolto ancora un 1,5%, siamo alla fine. Parla anche di profughi, padre Alberto Rovelli, un missionario da 40 anni in Mali in questi giorni nella Marca, a Treviso, per raccontare la sua esperienza. E dice: aiutiamoli a casa loro, lo dico da decenni. Se noi diciamo aiutarli a casa loro, è possibile, detto dalla sua esperienza? È molto possibile, è possibilissimo. Sono 40 anni che stiamo dicendo queste cose qui. È questa la chiave per fermare le partenze dei disperati, lo dice con la profondità di chi ogni giorno per 30 anni ha combattuto il dolore e l'arretratezza, malattie sconosciute e una violenza per noi nemmeno immaginabile. Prima di tutto credo che stia con la scuola, prima di tutto, la formazione, non soltanto intellettuale o letteraria o soltanto l'alfabetizzazione, ma scuole professionali. Quei paesi hanno bisogno davvero di saper usare bene le mani con le tecniche attuali. Padre Alberto, uno dei missionari bianchi d'Africa, partito dalle montagne di Bergamo, ha passato gran parte della sua vita in Mali, a Treviso in questi giorni, per raccontare la sua vita attraverso gli incontri nel continente nero. La mia sfida attualmente è quella di depistare gli scafisti, no, ma quelli del deserto piuttosto. Fermare le carovane, quei camion stracarichi di uomini e donne che attraversano il deserto per arrivare alle coste e partire. Tra questi resta impresso il volto di una donna e i suoi 2 bimbi. Un peregrinare lungo 3 anni attraverso Congo, Uganda, Sud Sudan, Chad e Niger. Ovunque c'era la guerra. E dice: ma adesso cosa devo andare? Io ho un sogno nella mia vita. Voglio arrivare a Parigi, cercare quelle suore che mi hanno aiutato quando ero là, che io ho conosciuto là in Congo, affidare a loro i miei figli e morire. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento questa sera 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, l'ultimo appuntamento della settimana, ancora sotto i riflettori la questione delle ex popolari, ma non solo. Ospiti di Ferdinando Varino sono Claudio Sernagiotto, presidente di Banca della Marca, e Paolo Quaggetto, avvocato esperto in questioni bancarie. È davvero tutto per questa edizione, prima edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Tiene l'alta pressione sull'Italia, prosegue il tempo stabile e saranno rare infatti le precipitazioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una diffusa e parziale nuvolosità e qualche breve rovescio sui rilievi più settentrionali del Vicentino. Temperature massime tra i 25 e i 31 gradi, minime tra i 15 e i 18 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, sole dominante sui settori centro-orientali in genere, qualche nube sparsa in più a ovest, ma sarà del tutto innocua. Temperature massime tra i 27 e i 29 gradi, minime attese tra i 15 e i 17 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Cieli più nuvolosi con locali rovesci e temporali sui confini alpini. Tanto sole e bel tempo invece altrove. Temperature massime sui 28-29 gradi circa, minime sui 15 gradi. Il mare sarà mosso sulle coste e poco mosso al largo. I venti moderati e nord-orientali. Per ora dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.